Se a Roma il governo centrale tramite la ministra Dadone chi pensa ad una proroga dello smart working oltre il 30 luglio, in Sicilia la regione si prepara dal 29 giugno a far rientrare il poderoso personale in tutti gli uffici della regione, enti vigilati ed altro, dopo la vibrante lettera del presidente della regione Musumeci alla sua assessora Bernadette Grasso. Dunque dalla prima settimana di luglio, quasi in piena estate, gli uffici regionali si preparano ad accogliere la massa di dipendenti che troveranno in giacenza nelle loro scrivanie carpette e lavoro arretrato da smaltire prima possibile. Questa settimana servirà da fase cuscinetto preparatoria, durante la quale i dipartimenti comunicheranno quelli tornati in ufficio e le criticità connesse al rientro al lavoro, mentre quella del grande rientro sarà la settimana che inizia il 29 di giugno. In questa fase, dichiara l'assessore alla funzione pubblica Grasso, bisognerà aggiornare i documenti per la valutazione del rischio, capire se bisogna mettere ad esempio un separé nelle stanze o acquistare qualche mascherina in più. Molti dipartimenti sono già pronti ed attrezzati. L'assessore Grasso e il dirigente del Dipartimento della Funzione Pubblica Giovanni Bologna hanno incontrato i sindacati il 10 giugno, ribadendo che, secondo l'assessore e la Regione, il 20% è già in ufficio in tutti i dipartimenti. Sarà necessario probabilmente recuperare risorse per piccoli adeguamenti delle stanze, come chiesto anche dalle sigle sindacali CGIL, CISL, UIL e CISAL. Da parte mia, osserva la Grasso, c'è la massima disponibilità a incontrare i sindacati, con i quali in questi mesi c'è sempre stata una grande collaborazione. Voglio però rassicurarli su un punto: questa è solo un'accelerazione sui numeri di un rientro che comunque era già stato programmato nell'incontro del 10 giugno. La ministra, da parte sua, dichiara il contrario del governatore Musumeci, che lo smart working ha prodotto maggiore produttività e la pubblica amministrazione sarà lo slancio per far ripartire il paese. Vedremo dunque cosa succederà.